considerazione quando fai questi posti di non preoccuparti se senti magari il camper un po' appesantito, perché in realtà comunque ci sono delle micro salite e micro discese. Infatti lo noto quando a volte mollando l'acceleratore sta quasi sempre alla stessa velocità, hai capito? Eppure ti sembra di essere su dritto, in realtà sei in discesa e prima eri in salita, eccetera eccetera. Oddio, mi mancava e non sono riuscito a filmartelo purtroppo, perché sai, devi anche accendere la macchinetta, quindi ci vuole quei 2 secondi, anche 3. E un maiale libero così in giro per il paese, forte, bella sta roba, mi piace. Belle le città, ma sai che a Singano piace la nature. Guarda che panoramation, ragazzo, la nature. Cioè qua non siamo ancora nella nature, dopo sti monti qua siamo nella nature. Guarda che ora vedi meglio forse la croce sulla montagna, no? Cioè se guardi la grandezza delle case è grande come un paesino, cioè è stranissima quella roba, chissà con cosa è fatta. Eccoci. Adesso vediamo di trovare un parcheggio decente, carino. Anzi no, eccoci, no, non è ancora segnato da Google Maps la parte verde, la parte nature, quindi vediamo. Occhio cavarete, fermela. Ho come l'impressione di essere arrivato in dogana, sì. Però io non essendo camion posso andare avanti. Sì. Infatti, confermato. Ma guarda te, se non sono già in Montenegro, pensati, poi ti dormi in Albania, invece no, dormi in Montenegro, buono? Credo, spero. Ah sì, eccoci qua, arrivati nel Monte Marocchino, Montenegro. E aspetta che adesso gli vado a prendere i documents. Allora, rumata qua da Rio, I need, portafoglio, ce l'ho ancora, buona cosa, veramente buona cosa. E documenti del camper, compresa l'assicurazione. Oblè, eccoci qua. Cazzo che cosa. Però dopo c'è un po' di verdume. Spengo il motore quasi. Spengo l'engine. Allo. Documenta, allora patente, driving license e carta d'identità, ecco qua. Libretto, ecco qua. Che traffico. Grazie, thank you. 1, 2, 3. Là. Bye. Viene sto qua, MN, o sei un Minnesota? No, Minnesota sì, in America. Cioè, siamo fermi incolonnati qua alla dogana tipo da un'ora e ci stiamo tutti intossicando per sti 2 ebeti davanti che tengono la macchina accesa. Che cazzo la tieni accesa? Spegni! Anche perché non è che hanno il clima, cioè i finestrini aperti. Sempre qua. Adesso non so neanche più che ore sono. Sono le 16:22, da un'ora che siamo qua. Allora, se è così la situazione che non c'è praticamente niente perché sono fuori stagione, figurati te se vieni in ferie in piena stagione, preventivati una giornata qua. Ah, MNE è la targa del Montenegro. Infatti mi pareva a me. Ho mai visto in vita mia uno del Montenegro che è venuto in Italia o in altri posti. Prima volta. E pensa a tutta sta povera gente qua che gli scapperà di sicuro da pisciare. Cioè io il bagno sono già dato 2 volte. Cioè aspetta, trovi il furbo di turno che sorpassa tutti e vorrebbe anche passare adesso. Cioè non lo so. Vorrebbe da matti. La bandiera là con le dogaine sembra quasi quella della polizia di stato, solo che ha 2 teste qua. Ok ragazzo, sei ufficialmente in Montenegro, sei in dogana, sei gentile, simpatico e gli inviti a salire su in camper della serie vieni, controlla, monta su, ti fanno andare via subito. Ragazzo, che panoramation, guarda che roba, bellissimo, stupendissimo, levissimo, un po' altissimo, no neanche tanto, rapidità 8% era qua. C'è un cazzo di panorama là in fondo, adesso sto inquadrando quasi a caso perché sono concentrato sulla guida ovviamente, che è stupendo, una specie di misto laguna-lago, bellissimo, solo che non so dove cacchio fermarmi. Guarda che forte, guarda che strano, tipo una grande laguna, poi il lago e le montagne, figata, guarda qua, anche qua, yeah! Che panorami infiniti, guarda che roba, verde, natura wild totale,
Stupendissima la strada, rilassantissima, e già vedi case più benestanti qua, Avevo pensato anche di abitare qui, però no, ancora voglio andare un po' avanti. Faccio una pissatina e via. Allora, sto posto qui è estremamente comodo, anche al ristorante, vedi, solo che no... Ah, anche dentro quello sgabbiotto là, comunque vabbè, vai tranquillo, ti ho puntinato tutto, ci sono anche i rubinetti dell'acqua. Però diciamo io volevo stare un po' con internet per scrivere un po' all'Alessia e fare quelle robe là, quindi niente. Perché anche qua internet non va e lì il wifi non ci arrivava. Queste sono le tipiche viettine, diciamo, dei paesini, abbastanza, come dire, conformizzate, no, ai nostri standard, a quelli a cui siamo, toppina, a quelli a cui siamo abituati a vedere. E cosa volevo dire? Moschee anche qua, vedi quella lì che sembra un missile, là in realtà è una moschea. C'è l'euro, ok? Il gasolio costa 1,25 al litro e spiazzi per metterti in libera ne hai un casino, quindi. Poi se leggi pizzeria non è la cosa dove prendi i pizzi, no, è la pizzeria, prendi la pizza. Anche qua più o meno come in Albania, questo ha lasciato il furgone così in doppia fila e quello là si ferma tranquillamente a ciacolare con la Mercedes. Aggiornamento, sembrano guidare molto bene, anche se è ancora presto per dirlo. Ci sono le putans in giro per le strade e anche qua tanti cani randaggi che si muovono a branchi. Mi sembra abbastanza pulito, tranne diciamo le parti dove ci sono i bidoni e le immondizie, però già che è pieno di bidoni e le immondizie è un buon segno, no? Dormire in hotel, leggevo nei cartelli, scusami se non ti sto riprendendo niente in particolare, ma sennò dopo me ne dimentico, costa 25 euro a testa a notte. No, grandi supermercati, grandi autolavaggi, già cambia moltissimo subito dopo il confine. Vabbè, non faccio mai a tempo, giustamente, dai, perdonami. Comunque dai, c'è tanta toppa, bella tirata, elegante, e non esistono praticamente le strisce pedonali, cioè non ne vedo da un bel pezzo, e ci sono i CP, quindi sì, beh, qua si sapeva non sono proibiti, ma è una razza, diciamo, che trovi. Qui siamo su un ponte della morte, sotto c'è il fiume, mi ricorda un po' il fiume a Cividale del Friuli. Oh Italia, dove abito oggi? Sbam, quello deve essere un ristorantino bellissimo. Occhio, cosa ti porto a far vedere? Ta-na-na-na-na. Sì, ci sono entrato a filo là praticamente. Guarda che figonata, è un ristorantino, guarda che figata, che mangi fuori ai tavolini, gazebi. Adesso vado anche a vedere se non mi mandano in mona, se mi fanno entrare. Che figata, ma credo che sia la proprietà del ristorantino, sì. Che forte, guarda, mi sa che io ceno qua stasera, sì. Vedi, è tutto molto bellissimo sto ristorantino, però non so, ho voglia di stare un po' a cazzeggiare con l'internet, caricare le foto, perché tanto di sera non vedi il panorama. Poi il panorama di domani sarebbe questo. No, andiamo avanti, dai, che ore sono? Se no ci si ferma di continuo. Sulle 18, dai, un'altra mezz'ora, così un'ora di viaggio. Questa dovrebbe essere una putans a piedi, curati la putans. Sì, il Montenegro, anche il Montenegro mi piace una fracca, sì. Sono molto gentili, anche qua ti sfanalano quando c'è la pulizia. No, tutto ben curato, bello. Montenegro sto parlando, siamo in Montenegro adesso. Inizia anche a far scuro, quindi sì, non ha neanche più senso far video adesso, non lo so. La Fiat 600 è già la seconda che vedo qua. Oh ragazzo, curati dopo la curva, guarda che razza di panorami, di robe. Mamma mia, ho visto la strada che devo fare da lontano, è tutta così che costeggia sta montagna, non è ripida assolutamente, sono in quinta che vado su tranquillo, ma spettacolare, cioè tutte ste vallate, ste montagnone, bello cazzo, guarda, forse dovrebbe aprirsi adesso, dopo sta curvetta, vediamo se mi ricordo bene. Più o meno, diciamo da lontano la vedi, da qua vedi giustamente solo le montagne laterali, in camera almeno. Wow, siamo altini, ti vengono un po' quei sensi di vertigini perché praticamente poi a destra c'hai lo strapiombo, hai capito?
Cosa bella, vabbè, insomma, che ti mettono anche il guardrail, quindi però insomma dai, sai, quando sei in posti che non conosci, no, è tutto sempre un po' più pauroso. È la minchia, sì, ora a destra, cazzo, non riesci a vedere, forse no, no, perché è lì sul cruscotto. Curati che robe, porca miseriazza, guarda che figata. Amaro Montenegro, sapore vero, sì, bisogna che mi ricordo di bere l'Amaro Montenegro, è vero anche quella, cavolo, devo ricordarmi, ce l'ho sulle robe da fare. E la galleria con Taitoasia. Oh, le strade sono veramente in condizioni perfette, chissà, mi chiedo dove li prendono i skate, perché voglio dire, in base alla quantità anche qua del territorio, no? L'area, la superficie, non è molto popolato, almeno non mi sembra molto popolato il Montenegro. Allora, intanto Iliad per i viaggiatori, cioè dimenticatela, ha funzionato solo in Slovenia e in Grecia, in alcune parti della Grecia. Per il resto proprio il roaming si attaccava, sì, alle altre celle, prendevi, ti dava il segnale eccetera, ma non c'era verso di fare andare, ecco, vedi qua, corrono. E dopo li ferma la polizia, e correte, brigantelli, vedi, Singano va piano e la Zano un lontana senza la multa in mano. Siamo più o meno a Ramond, a meno che non sia un cartello pubblicitario, e così faccio anche la brutta figura. Ma guarda, per fortuna che i video non vengono fuori adesso, se no mi malediresti in tutte le lingue, perché da te là in Italia sta piovendo di continuo, leggo di gente che non sa dove andare perché c'è pioggia ovunque. Qua, a parte il primo secondo giorno di partenza lì quando eravamo in Slovenia, ma ha sempre fatto sole, ma sole estivo proprio. Oggi sudavo proprio in magliettina, ma sudavo. Mi avevano appena fermato, no? E in quel punto arriva un tir ai 200, allora l'hanno fermato, ho tirato un inchiodato, poi ho fatto retro, è tornato indietro, a me hanno detto bom vai.